Bella. Oh, bella Manzorin. Benvenuto, bro. Se non mi conosci sono streamer di IPRP. Sì, sì, fra, no, mi ricordo, mi ricordo. Hai fatto bene ad andartene. Dici, fra? Salve. Ma apparizione Sceso dal cielo, Ora va. è pieno di cheater. e niente. Chi ci sta? Chi ci sta? Ci sono tanti di loro. Ah, ok. Molti stanno ai campi, altri stanno Fra in giro. Matenteichen prime PK non sei andato. Come si... Qual è la radio? Prova. Allora, quella dei campi non lo so, però io sto in 105.1. 105.1. Mi metto qua. Check. Ah boh, vado a fare un giro, tanto fra un po' penso dovremmo... via, giusto? Sì, penso di sì. Penso. Vabbè, ok. Ciao, bello. Ciao ciao. Fra PK non entri con i bad boys. Allora, ora è pieno di cite, però sì, so di sta roba. Purtroppo... Vabbè, non è per quello, cioè, anche per quello che sto mollando pian piano in TRP in realtà, ma non principalmente quello. C'è da dire sta roba qua. Qua ci sono anche cose molto diverse rispetto a quella là. E ora questa qua è casa. Ah, ai 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 ai. Dove è finita la mia auto? No, no, questa è più bella. Di cintura che dimentico sempre, oh. Puttana. Fra, perché non entri con i bad boys del 13? Bad boys. Ma i bad boys ci stanno sempre, compà. C'è radio. Buono. Buono Felipe. Non ci credo, ci ha azzeccato. Raga, chi c'è tra di voi? Mi serve Cicciuzzo, Totò, Gianni, se c'è. Piotta, Manu e Tia. Vabbè, fra, tutti ti prego. Io stavo pensando di venire su prime Allora, pure io, mi ma sono stato serve rimandato una che volta mi per la risponde. Tia WL. c'è? Io pensavo di venire Ho su... stra paura di non Ciccio? riuscire a passarla. Pensavo di venire su Prime pure. Sono stato rimandato una volta per la buona. Anche se venissi rimandato non succede nulla, voglio dire, là la puoi riprovare dopo 12 ore. Comunque se ti metti di gruppo con qualcuno ma riesci a fare anche di gruppo è molto più facile, io l'ho passato così. Anche perché là che ti assilano, ti rompono le palle, è vero. Io l'ho fatta di gruppo e sono passato, ma mi hanno fatto due domande stupide. Poi qualche regola, vabbè, bisogna saperla perché questa qua molte RP rispettano molto le regole a differenza dell'altro. Oh coc, grazie mille. No, è di te, però, quando vuoi. Io sto qua. 13 goccioline. Io ora Cazzo vado a sei? mangiare. Non mi ricordo. Buona cena, fra. Buona serata. Anche a te, anche a te. Grazie mille. Allora, vediamo. Devo prendere qualcosa da mangiare. White Widow. Agenti legali, cibo e bibita. Andiamo là. Alla bane, benvenuti. Cazzo, sta il coso. Qua. Poi alla benvenuti.
Salve. Io lo so. Salve. Capito? Manu, oi. Sì. Sì. Sai chi sì. c'è là fuori? Chi sta? Fuori c'è un nostro grande amico. Dici? Chiamalo, chiamalo di qua. A chi? A chi? Ma a chi? A chi? A quello là fuori. Sta vedendo i calzettini, sta Col vedendo. cappello. Questo qua? Salve, Salve? ha bisogno di fazzolettini? No, ma tu conosci quella persona che sta lì dentro con la felpa bianca? E certo che la conosco. No, io so Vito, tu chi sei? Io, uno scemo. No, perché... Oh! No! Purtroppo devo usare questo. Ma... Devo usare ste corde, a te non posso fare un cazzo. Mamma mia, Dio! Allora, no, Macchina. allora. Lui è serio. Salve, Beh. bella gente. Rambo, ti ho portato una persona. Salve, salve. Avete bisogno di fazzolettini? E niente. Calzettini? Sì, no, io vorrei da mangiare se possibile. Pulizia alla macchina? Lui diceva che è un mediatore ambulante, vende tutti i vestiti, i calzettini, i cappelli. Tutto quanto, capito? Eh sì, sta un po' stirato per questo. Tocca fare Esce le questo. macchine, fa tutto quanto. Lui è ricco, rich. Ma che dici? Guardalo, Che guardalo. sto come... Sì, sì, Guida, fratello. Sto come una fame, va. Quindi è un Poi po'- devi mangiare tu. Lo so, so. Sì, sì, io Come? sì. Quanto devi avere? È 11 e 10. Tia, ma ce l'hai la patente e i documenti? Ma quale patente? Il documento al massimo. Un attimo. Che che cazzo ve se lo la fa sta pago. patente? Ma fai illegale, va. Beh, però la patente quanto costa? Quanto costa? No, Mm, poco. Quanto muscolette F2 pagato? sì, sì, sto firmando ora. Ecco. Ah, Ah, ma quanto costa un 10x10 a proposito? a te 8.000. 8.000. 8.000, minchia, chi ne tiene? Ma lo so. come? Come si fa? La Non si può carta di vedere? credito. Non si possono vedere i propri soldi, diciamo. Sì, Dal telefono, dal dal telefono. Dal telefono. Chi frate. cazzo lo tiene sto telefono? Ma manco un Quale telefono. vale? Ma no, niente. sto qua. Oh, Ma vai a spaccare le pietre, almeno fai un 2 sono arrivato col treno. Sono arrivato col treno io. Col treno? Senza Vuoi pagare il sapere come- biglietto, come- immagino. Vuoi sapere dove me lo sono fatto il viaggio? Da dove? Vabbè. Tutto nel cesso me lo sono fatto. Ma che cazzo? Vabbè, Rambo, ci becchiamo dopo, bello. Salve. Ciao, Rambo. cuore. Quindi ragazzi non serve niente, eh? Ma che ancora? Buona serata, belli. Mamma mia, adoro. Andata. Andata da meccanico prima di prendere i calzettini. Minchia il meccano? Mica c'è Gaetano? Guarda che schifezza di No, macchina. io conosco un mio amico, si chiama Gaetano il meccano. Il meccano? Meccano. Sì, sì, Vito, vieni. Vai, vai, No, vai. lo sapete voi? Meccanico. Non lo sapete? No. Aspettate un attimo, mando a mano un suo video, lo fece un po' tempo fa, un'intervista. Intervista. Mano e gira gliela dopo, Sì, sì. per una persona, Come gli hai mail, me lo mandi? Io vedo. Te lo sto mandando, Vai, lo sto vai, gira. mandando col Bluetooth. Ok, via mail, via mail. Sì, via picchettina. Dove stiamo andando? No, ci riavvio del Non so, server. da meccanico. Infatti. Merda, vero, andiamo in Come garage. ci riavvio? Sì, Quanti è abbiamo? vero, Arriviamo a 20. piedi. Cazzo, è vero. Ma non è arrivato il infatti. coso. Non ho fatto il pipì. Anche Strano. perché devo salvare la macchina, se no ci ritroveremo senza benzina. Aspetta. Non entra, mi esce. Vado allo Santos. Ma qui non c'è una chat pubblica. Guardalo, su- guardalo, 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 guardalo. Che cazzo sta? Una chat... Ok. non c'è. Paura di strada. Aspetta, guarda che anch'io che stiamo andando al meccanico. Il mio vecchio amico di infanzia. Come si chiamava? Ma Gaetano? Ah, che da. O almeno così si faceva chiamare. Guardano il meccano? Esatto, esatto. Vedi, tu lo conosci, vero? E io l'ho sentito parlare, sì. Lei come si chiama, signore? Come si chiama? Io? Sì, sì, sì.
È sempre Vito. Minchia che macchina. Ah, sempre Vito, sempre Vito. Sì, bravo, Vito. Vito è un Ah. grande, è un grande. Sì, bravo. Minchia, guarda che macchina. Sto qua da qualche giorno. Buonasera, c'è qualcuno che lavora qui? Vabbè. Qui. Bella questa. Arrivo subito. Ma questi qua tutti ricchi sono. Sì, rich millionaire. Che dovete fare? Riparazione della macchina. Chi è? Che faccio fatture? Fammela a me, fammela a me. No, è mia la macchina. Vabbè, sua, ma la faccio la fattura. Guarda la mail nel frattempo, Manu. Aspetta che mi sta mandando la fattura, ragazzi. Vito. Vito. Poi dimmi. So strano con queste Ah. cordette, Sì, no, infatti non ti avevo riconosciuto. Poi appena me l'hai detto, va. Tu non mi Appena Che si l'ho dice visto. di bello? Tutto a posto. Mo sto facendo qualche lavoretto così. Ma per farmi qualche soldo, come devo fare? Fra devi Senza- perdere un po' di tempo, devi andare a spaccare le pietre. Oh, che palle. Lo so. Furti in casa quanto pagano? subito. Ma sempre Quello la roba pagano. Devi trovare qualcuno che ti cambia la roba. No, che palle, dove mi sa che fate a fare? No, Mina ma. pietre. Sì, comunque là fai 60 tipo per mezz'ora. Capito? Carino, carino. Vediamo un po'. Hai controllato la pecchettina? No, non hai detto. Stacco da se si controlla la pecchettina. Ah, ma dopo mi. Minchia, bella, bella. Rich, rich. Vito, Non è che stai scherzando. Oh, bella living, fratello mio. Mo saluti al living. Se, fra, ti saluta. Tante saluti dal gattino. sei con gli altri? Con corde particolari, ma solo il gattino. Niente. Sì, sto con gli altri, sì, sto facendo un po' di cazzeggio anche perché fra una mezz'oretta c'è il riavvio. Chi c'è? Vai lì. Sta gattino, ci sta Manu dell'Ndrangheta, ci sta. Poi dall'altra parte sta Sandra, Vito, vieni che Felice. andiamo, Vito. Poi andiamo. Andiamo. Vado a cambiare un po' sti vestiti, va. Un po' vecchiotti si sono fatti. Vai. Un po' vecchiotti ce li ha da 5 E minuti. scusi, Salutali. signor meccanico. No, in realtà ce l'ho da molto di più, essendo che sono entrato per la prima volta qualche settimana fa. Ecco, ma Ah. Jeff dice il radio? Oh sì, fra, ti salutano. Oh, vi saluta la living, raga. Che grande. Mattino, ma che... E tu? Manu, Eh, ma qua vestiti mica sono pure quelli bit. No, no, no. Ah, a posto, a posto. Anzi, qua quando acquisti abbigliamento non paghi. Ah, allora mo posso fare se mi spizzeo un po'. Ti ci vuole borsone, così te li tieni tutti quanti. Ma chi lo tiene sto borsone? Eh, Beh, ma quasi quasi vedo di... Accompagnami Manu, dammi una scelta, va? Dammi una mano a scegliere, soprattutto di quelli che tu. Beh, là non è che facevi parte del cartello, scappo. È Bob che ha Andiamo, detto no, voi non tutti qua nello zero. Dimmi Infatti un quelli po'. hanno detto vabbè, ma come ti permetti di Dimmi un po' giudicare dove- fuori dalla vita rispetto qua, insomma. E quelli mo non entrano più. Oh, ma hai visto che negozio, fra? al negozio di vestiti? Forse non mi sente. All'imperiale. Cosa? No, ho detto, hai visto che negozio? Sì, infatti è fatto bene. Sì. Spostati un po', fra. Vai. Avanti. Sembra Avanti, tipo in qualche negozio che ho visto Reale, ultimamente. diciamo. Sì, in sì. altre città. Sì, questo è il negozio dove vado a prendere la roba. Molto simile.
Pari para qualche pa 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 scarpetta. pam pam para. Dove stavano i vestiti ispirati a quelli là fuori dalle mura, diciamo? Consiglio parti dal fondo, cioè Ah, ok, prendere grazie. da 600 indietro. Ah, grazie, infatti. Beh, infatti sì. Minchia. Rich queste scarpe. Ho visto, ho Brano? visto. Ma queste sembrano quelle che mi sono presa la Maddalena. Prima di partire. Ci sono le Geo Basket, ho visto prima. Minchia, queste sono belle. Manu. Queste. Ma tacos non c'è, raga. No, non ci sta. No, ma mi da che è in città. Oh, diglielo appena entra, salutamelo. Ragazzi, Oh, Sì, regà, sì, chi sì, è sì, che l'ho allora il trovato. radio? Sono Sì. felice. Allora, chi c'è? Manu, Gianni? Marco B. Allora mi serve Ma Piotta. aspetta, quelli proprio a Napoli. Manu, Ok. Gianni, Ciccio, Io avrei bisogno di un Ciccio, passaggio Totò. alle miniere. Civico. Chiamatemi sul cellulare gentilmente, uno di voi. Intanto radunatevi le persone che ci siete. Gianni, Manu, Vabbè, intanto andiamo tutti a Piotta. casa. Andiamo tutti a casa, casomai. Ecco. Facciamo così, va bene, Felipe. No, raga, mi servite solo voi. rimaniamo da Se sto soli? chiamando c'è un motivo, scusate. Ok, sì. non ho il tuo numero di telefono, capito? Ok. Dico con gli altri, casomai. Allora, andiamo a facciamo casa. così, venite al punto dove vi ho detto. Ok. veniamo. Solo voi, solo voi a quel punto che vi ho detto. Ok. Ok? Gianni, Piotta e Mano. Poi gli Minchia, altri chi quando li tira arrivano. questi Aspetta che soldi? mi faccio una Forza, bella Gianni, scampagnata verso la corri. strada. Chi è? Corri, Quello Gianni. scemo? Sì. Salutamelo a quello scemo. Oh, ti saluta gattino, Gianni Spu. Con una voce un po' diversa. devi dire che è un Minchia, così bastardo. sto proprio bello. Sta qua con me, si sta cambiando. Ma che dici? Oh, sbrane! Amo. Amo. Ma perché sei nudo, scusa? Ah no, ora no. Amo. Ah, grazie, grazie. Sto Grazie, entrando, grazie. sto A vendere arrivando, sto fazzolettini. prendendo da mangiare. vi serve Minchia, poi, sì, mi piace, Sì, apprezzo, prendere signorina, un po' d'acqua a apprezzo. me, Pio, grazie. Andiamo a vendere per i Bravo, zoom, pure per me, per fazzolettini favore. alle donne. Di tutto? Certo. Ah, mi piace. Pare para para Guarda, pa para. non riesco a trovarlo. Male. Para pam pam vedi questo? pam para pam Ah, para posto. pam. Poi passiamo alla parte di sopra, vediamo un po'. Così almeno sono un po' più guardabili. Sto arrivando io, raga. Vabbè, che ci vuoi Piotta, fare? dove arrivo? Meglio Tempo degli che altri, prendo la sicuro. moto e arrivo. Marrone, cioè, un po' Il schifo. tempo che raggiungo l'autostrada a Adesso rubare una infatti macchina e devo arrivo. darci qualcosa di me. Infatti, come mai sei venuto da Roma qua? La sto facendo a piedi. Noi sono dalle fatto in miniere, giretto, sono venuto a fare in ciao. giretto. Il fatto è che per quando ci ho speso in quella città, Eh sì, tocca immaginavo. rimanerci fedele, quello è il problema. Immaginavo. Quello è il problema principale, calcola. Cioè, vorrei pure effettuarlo un piccolo cambio, diciamo, tra virgolette, ma... Ma Sì. tanto a Roma non c'è rimasto più nessuno. No, il problema è che con tutto quello che ci ho speso, tra l'altro Lo ancora, so. Voglio bene, sotto scudo. ancora in uso, diciamo. Io mi ero appena comprata 2 macchine, 3 milioni in banca. Che ti hai ricomprato? Mi ero comprata la Camaro e mi ero comprata una macchina americana da 600.000 con 800.000 di full kit sopra. No, ma quello in realtà il problema non è proprio dei soldi, Con o senza non maschera? è proprio dei soldi là, il problema Senza sono proprio i maschera. bit spesi. I soldi Ah, bit, ok. sì. Un sacco di soldi bit. Prendere gattino. Dago. Però tanto non ne Sa? vale la pena, no. Infatti Pieno a di tornare violenti. indietro, non ci avrei speso così tanto, sincero. Vado a prendere Una, messicano. massimo 2. Qua a livello di bit sai come funziona? Vieni a Se tu prendere compri una messicano. macchina bit, Sì, hai per i un prezzi sono voucher simili. me. e poi hai un voucher per il full kit in omaggio. Raga, quelli che ci ha chiamato. carino. 718, vieni a prendere messicano. A quelli che ho viene chiamato, appena raga. messicato. Mi sa che però mi tocca cambiare per forza scarpe, vediamo. Che altre scarpette belle ci stanno. Però qua purtroppo, fortunatamente ci stanno le scarpe belle. No, per i maschi ci sono tante cose, cosa che a Roma non c'è. Esatto, ci sono molti meno vestiti. Infatti sto fatto non è che l'apprezzo più di tanto. Dai, devi venire una sera, ce ne andiamo alle giostre. Qua le giostre funzionano, andiamo Ah, a veramente? scontri. Si vende Sì. bene le giostre? Penso proprio di sì, sai.
Oh, stasera allora quasi quasi. Ci pigliamo pure il palloncino, grazie. Oh, veramente, il falloncino! I Minchia, ci popcorn, sono, ci sono. filato. Tutto Veramente. gratis. Minchia. Ah, gratis veramente. Sì, Quindi non pago, NPC, non pago un cazzo. esatto. No, Sto Vito, no, arrivando. calmiamoci, E signor Vito. niente. Ma perché le prime sono tutte queste? Si è emozionato all'idea, scusate. Cioè, tutte le prime sono queste qua. 718. E Io non ho niente. ancora provato le più 18. Aspetta, mo me le provo qua in silenzio. Giusto per sorprendere poi le persone. Aspetta. Ce ne stanno un sacco. Oh, hanno un attimo bussato. Torno su. Ma che cazzo? E niente. Check. Buono, buono. Addio. Non male. Queste sono tutte le pose qua, che palle. Samu, dove sei? Ma la maggior parte sono tipo uguali, no? Più o meno, sì. Gianni, dove stai? Arrivo, sono qua fuori. Quanto ti manca? Ah, qua non funziona questa cosa qua. Aspetta un attimo qua. Ah, queste sono le camminate alla Trevor. Vai. Come cammina Trevor? Oh, quasi quasi metto questo di pantalone, ci sta bene. Ah, Questo. sì. Oh, scusami un attimo, Vito. Vai. Grazie. Oh, questo invece celeste. Se vuoi. Però celeste no. Guarda, così. Così, bello proprio. Oh, passiamo avanti. Ma una maglietta non molto visibile che non vada ad intaccare la giacca, diciamo. Questo. Infatti. Oh, forse questo. Vabbè, ma non so più come si toglie sta camminata, mannaggia. Devi rimettere un'altra. Oh. Accessori, un po' che ci sta di accessori. Un cazzo, perfetto. Io ci sono tipo tracolle, ste robe qua. Dovrebbero. Vediamo un po'. Figo, stanno i piercing addirittura. Sì. No, assurdo. Tieni il kit per farmene uno al volo? Me lo faccio subito allora. Vai. Sperando che mi viene con nulla. Però non dovrebbe fare infezione, speriamo. Vabbè, andato. Borsoni.
Ma cosa si può tenere? È legale? Che cosa? Penso proprio. Non penso tanto che questo sia legale. Non credo. Proprio di no. Io in tutto ciò vado a fare una grossa pipì nei pensieri. Arrivo. Vada. Ti preoccupare. Quando scappa, arrivo. Va, va. Minchia, guarda quanto sono bello, guardami. Oh, Mamma mia. barbone. Ma che barba è quella? Forza gatti, forza. No, me lo sto a fa bene, mi sto fatto quanto bene, diciamo. Vediamo No, un ma stai po'. bene, va. Vediamo un po'. Poi cappelli. Vediamo un po' se sta qualche cappellino caruccio. Comunque il consiglio di andare all'indietro mi ha salvato, brava la ragazza. Minchia, caschetto ciclistico. Così sembra il pirata. Le bandane ti direi di no, magari. Sì, ho capito un po'. Non so quanto mi conviene. Infatti. Mi scambia per altra gente. Bravo. Ci sta qualche cappellino decente, qualche berretto decente? Sì, tipo questi qua. Però magari, come sempre, non colorati oppure neri. Ti direi. Sì. Vediamo un po'. Vorrei evitare, va. Olle. VTC cosa Ah. ci fai su prime? Haha. Ah, Gesù. Uè, bentornato. Sono andata a mettere pure da mangiare agli animali, così. Mm. Sto a posto. Cane? Comunque. Cane, Cane? gatto e coniglio. Ah. Ancora un po' indeciso. Aspetta, io volevo mettermi un cerchietto. Aspetta. Ma di cappelli non stanno proprio bello, Luca, evito che ci faccia su Prime. Volevo provare un'altra città, fra. Onesto, ho pensato questa qua, visto che molti si sono spostati qua. Molti amici, molti ragazzi che conosco. Ti dirò, come città non è affatto male, anzi, veramente fatta bene. Grazie per il like comunque, fra. E quindi niente, mi sono spostato qua e c'è qualcosa in ballo. Niente di che, voglio dire. Gli occhiali. Poi là sui PRP ho fatto richiesta di cancellazione stream in realtà. Perché loro mi vietano di fare, credo, cioè di portare 2 città, invece qui è libero di fare, sono libero di fare quello che voglio e quindi per essere corretto ho chiesto di non streamare, di non avere più, diciamo, come dire, il titolo di streamer sui PRP. Poi sono successe varie cose a degli amici di là, non credo che tu le sappia, però diciamo che non possono più entrare, va. Però c'è da dire che
Sono del parere che quello che si fa fuori è fuori, quello che si fa dentro si fa dentro. Tu che mi dici, Luca? Tutto a posto? Spero tutto a posto. Minchia. Guarda come sta bella, guarda. Mi manca solo il telefono, mi manca. Ma non posso fare qualche scippo? Lo prendo giù da qualcuno? Però dopo. No, che palle. No, ma tra 10 minuti si puffa. Bella Luchino. Mi sa che però mi conviene tagliare i capelli. Un po' di... Allora, l'unica cosa, andiamo a prendere la macchina, ci avviciniamo a qualche garage, così dopo la riprendiamo. Va Esatto. buono. Perché se no ci sparisce, stiamo a piedi. No, mi sa che tocca andare anche a prelevare perché non c'ho soldi per il telefono. Vale. Faccio io? Yes. Niente. E niente. Ora. Me la sono rubata da sola. Oh, aspetta un attimo. Va, Un va. po'. No, non mi fa entrare nel cofano. Non lo so. Probabile. Dove andiamo? Ha detto che devo andare a prelevare. Perché devo prendere il telefono, non so se mi fa pagare. Al momento non c'ho contanti Banca qua. C'è il contante addosso, dici? No, Quanto se non non c'ho il sbaglio lo puoi contante comprare... addosso? Ah, ok. Se non sbaglio lo puoi comunque comprare. Però boh. Dove si trova il negozio? Non lo so. E il telefono lo puoi comprare a qualsiasi negozio normale. Vaghi. Vado, torna subito, eh. Ti aspetto. E niente. Va a morire, mamma mia. Cioè, io sì, conta che a Roma non lo conoscevo, quindi... Serio? Giuro, non lo Ma conoscevo. Cioè, difficilissimo. perlomeno non me lo ricordo. Strano ricordo non più. conoscerlo perché comunque Ma com'è che si chiamava a Roma? è Gattino. No, non lo conosco. Ah. Ci sta Gattino, ci sta Volpino. Mi sentite bene? Forte e chiaro, Yes. fra. Perfetto. Purtroppo usare queste corde mi dà molto fastidio. Lo so. Allora, quindi negozio quale però? Sì, un Guarda. negozio uno di telefono. Sì, queste corde... Allora, dovremmo riuscire ad arrivare. Dove cavolo sta? Il ghetto sta qua. E io sono Cosa? andato. Dove sarebbe questo ghetto? No, niente. Niente. Qua. Signori, Metti la cintura. domanda, Gatti. messa troppo da ma posso fare una domanda sulla macchina? Non per essere immersivo. Certo. Ma il palloncino, questo palloncino sul sedile dietro che sarebbe a terra? Non lo vedo. No, sì, io vedo un palloncino qua a terra. Sul sedile destro dietro. Non lo so, non lo vedo, d'accordo. Schifo, sembra pure sporco, direi qualcosa. No, non lo vedo. Che cazzo hai detto? Dopo dobbiamo andare insieme alle 21. Non mica ha fatto brutte cose con suo marito qua Di dentro. nuovo all'incontro. No, assolutamente. Però hai visto come scorreggia bene la mia macchina? Sì, bella macchina, vabbè. Scorreggia? Ok, Sì. vaghi. Ah, lo posso comprare anche qua? Sì. Yes. Torno subito. Prendi anche la radio. Ok, grazie. La radio. Ma quanto costa entrambi? Vediamo un po'. Andiamo, ce l'offro io. Facciamo così.
Ci pensa la sorella. Fatta buona. Grazie, Allora, sorellina, grazie. Ci pensa la sorellina. Qua i prezzi sono abbastanza snaturali, diciamo. No, infatti. Oh, grazie per il segui, Air King. Grazie mille, però. Non ho contanti, giustamente. Non ne hai contanti? Cacchio, no. Vai, Fra, Riavvio quanto ti posticipato di 20 Posticipato. minuti. Dai, raga, ce la facciamo. Mi No, serve dai, una quanto ti 7K. serve? 7K? No, ma glieli voglio. Non c'è problema. Male. Glieli presto io. No, gattino, ma figurati. Stanno qua per terra, però. Che grande vita. Va. Oh, grazie. Diciamo che poi me ne devi dare 10, va. Minchia. Assurdo. Avevo posticipato alle 20:50. Qui c'è scritto l'avvio. Niente, boh. Fammelo configurare. Questo che cos'è? Che iPhone. telefono è questo? iPhone. All'iPhone. Bello. LB. No bello, bit. bello. Wallet. Minchia, sto proprio stirato. Oh, bella roba. Come no, Vit, che c'è? Cripto, sicura? Vai. Ma non è che come Fuffaguru, quelle robe là? Vai. No. Sicuro? Yes. Posso fidare? Sicurissimo. Allora, non ci Non ho mettere ancora tutti i soldi. capito, Va. Cioè, non ho ancora capito come Anche tu trasferirli supprimi. poi sul conto, però. Allora, come faccio a scaricarla questa? Vai da Play Store, App Store. Ecco, lo vedo a posto. Ecco. Cripto? Ah. Vai. Poi ti scarichi, Instapic. Instapic, e se vuoi trovare una donzella c'è l'app per gli incontri. Ma io sono abituato a quelle cose old style. Ti va là, gli fai la proposta di soldi ok. e... Ah, risolto. beh, certo. Vendi 2 cazzettini nel frattempo. Esatto. Magari facciamo lo scambio. Che mi dà la Bravo. felicità, io ti do dei calcettini, sti robe qua. Esatto. Vecchia scuola. Dove devi andare, ragazzi? Io, un cazzo. Senza Ma fare devi cambiare i capelli? quasi. Sul Prime, sì, Ma Fra, sto come sperando. faccio ad investire? Cosa posso investire? E devi Chip. fare acquisto. Acquista. Ma qua... No, cripto. Ma qua esco in realtà varie cose. Bitcoin, Sì, quelle. Quello che vuoi. Shiba Inu. Quello che vuoi. Ok, qual è la migliore secondo me? ragazzi? Quelle in più, cioè nel senso quelle verdi. Poi decidi tu Ma quale. Ma quelle verdi acquista, sono quanto già ne acquista? alte. Vabbè, no, ne Ah, prendi investiamo quante ne 3K, puoi. investiamo. Ah, il contrario bisogna fare. Ma dire così, però vabbè, lasciamo stare. Investiamo altri Ecco perché 3K non guadagni qua. un cazzo. Allora, Ma poi da fammi lì come faccio a metterli sul conto? E li Non ho vendi. capito, investe in quella rossa oppure in Che devo quella... Cosa Li fa? vendi poi, capito? Ah, vendi. Vito, in quale mi conviene investire? Ma su quella più grande. Su quella gialla. Tu in quale te ne investito, scusa? Io ho 15.000 sparsi. C'ho un po' là, un po' In là. cosa? BNB, poi Shiba Inu quasi. Allora io ho XRP, DOT, Ethereum, Bitcoin, BNB, 1000 Ti sono proprio a morire. sì. Infatti. Però sto sopra di 970 ora. Pure questo, io so, ma acquisto 1000 di questo, va. Anche io l'ho appena fatto. Va, posso. Quindi parrucca o trucco e parrucco? L'ho Esatto. messo su GPS. Cioè io mi sono fatta sta acconciatura. Ma è arrivata Giulia, c'ha la mia stessa acconciatura. Ma dico io, Santa Maria. E chi ci stava prima? Tu o lei? Io. Ah, ok. E niente. Ma devo cambiarmi pure io il pelo. Che Va, dai ragazzi. Fra, non sto definitivamente qua su altra città, ci sto comunque. Qua cazzeggio un attimo, vedo un po' com'è. Lavoro in realtà qua. Ora spacco le pietre per dei soldi, però diciamo che mi sembra un'ottima città questa qua, con un grande potenziale, devo dire. la Vabbè, verità. ci sta. È stato un mostro di macchina. Sì, ci sta, anche perché devo dire la verità, molti di quelli che conosco stanno qua. Questo qui è Gattino, che stava con me. È Ha molto- sentito. Sì, infatti.
Ci stanno molti altri, ci sta Gianni Spucci, il Meccano, ci sta Felice Mastronzo, ci sta il messicano, quello vero. E ci sta un po' di gente, va. Ci sta Sandra dell'armeria. Chi altro ci sta? Sì, fra ormai tutti stanno su prime, IPRP sta morendo. Eh sì, fra, purtroppo sì. Stiamo un po' così così, boh. Mo sto facendo un giro qua, sto cazzeggiando un attimo, infatti non c'ho una lira. E niente. Oh, Camus. Oggi alle 18 erano 98 player. Lo so, lo so. Ma ora se vai a vedere i player che ci stanno qua e quelli che stanno su PRP, non vuol dire che sono il doppio dei nostri, ma quasi. Quelli che stanno qua su Prime. E poi molti stanno rintanati qua, vedi ora ti faccio vedere. In ste zone losche qua. Che non ci vado neanche perché mi scattano. Però c'è un sacco di roba. I furti in casa sono bellissimi, ne ho fatti qualcuno. Non ci ho guadagnato ancora niente in realtà, però. Oh! Oddio. Però ci sta. Poi è anche carino il fatto che ci stanno NPC secondo me, perché hai molto più movimento in città, invece se non c'è gente non noti nulla, capito? Non c'è movimento, che dire. Oh, Beller King. Arrivederci signore, arrivederci. Ma che capelli ti sei fatto? Ti piacciono? Ah, Vabbè, vediamo come andrà a finire IPRP. insomma. No, che corti. Mamma, pensate se io devo cambiarmi perché ce li aggiungo. Questi sono Mannaggia belli. la miseria. Ma tienili così. Questi sì. Questi sì, sono carini. Vabbè. Ma vedi? Vabbè, l'andamento dei server diciamo che è sempre altalenante, va, non cambia Minchia, bella tantissimo. macchina, signore. Niente. Dove vogliamo andare, ragazzi? Dove mi volete portare di bello? Ma non lo so. Dove lo portiamo? Ma conosci Cannoni ne qualcuno? hai? Come? Prime ora va ne hai molto di cannoni? moda e per No. quello stanno tutti Bomboloni. lì. Ne vuoi qualcuno? No, c'ho... Allora, quelli però ti aiutano per il livello di stress. Ma anche i Quindi se sei dolci in realtà, stressato- non devi per forza fumarti i bomboloni. Quali sono quelli più rilassanti, diciamo, più economici soprattutto? I penso, bomboloni costano. penso i dolci, perché i dolci ti la tolgono tutta quanta. Canna, spingi secondo l'applicativo che ho fatto? Invece i bomboloni devi fartene 2, barattere per togliere tutto. No, però invece... No, non capito un qualcuno? cazzo, compare. Su ma prime cosa- accettano i modificatori? E niente. Non ti sentiamo. Oh, come non mi sentite? Ma Ora sì, sì. vai. Mi sentite? Sì, ora sì. Bene, bene, bene. Ora Bene, bene, bene. sì. Ah, a posto, a posto. Allora quasi andate per sti bomboloni. No, i dolcetti, va. Dolcetti al bombolone. Ma i dolcetti non so dove si Esatto. comprano, Bene, Anzi bene. no. Aspetta, vediamo. Qua devi trovare nel giornalino, trova qualche attività, tranne White Widow. E come in che senso tranne White Widow? Perché White Widow vende i bomboloni. Aspetta, dov'è che vendono il... Aiuto. No, ma se gli chiede un menù 10 per 10 o 5 per 5 gli dà i dolcetti. Gli dà i brownie alla Maria. I White Widow? Mhm. A me non ha detto un cazzo. Sì, puoi prendere anche i menù, ti dà l'energy drink e il brownie alla Maria. Boh, io ho chiesto un Dopo 10. mi portano a conoscere qualcuno. Strano essere nuovo in città. Aspetta, da dov'è? Sai che non mi ricordo. Da qua a destra. Di qua. Almeno. Da quanto tempo è che siete in questa città?
Io da pochi giorni. Ma sarà scarsa una settimana. Io nemmeno, io sarà 3-4, no, 4 giorni tutti. Come l'hai conosciuto a quello scemo di Manu? E Manu avevamo un inizio a Roma. Un inizio molto... solo che è durato un giorno perché poi lui se n'è andato in America. Ok, là davanti. Ah, è vero. Ma come funziona? Posso pagare anche virtualmente con la col Te telefono? lo offro Non lo io so. almeno, dato che non ti ho potuto offrire... No, non si preoccupi, non si preoccupi, non si preoccupi. Grazie, accetto. Senti, penso che tu... Sì, penso di sì. Non lo so in realtà se li accettano, però lui ce li ha. Sembra di sì. Il gattino ovviamente non è la sua voce. Vabbè. Sì, è molto di moda perché molte cose sono corrette alla VL. Si possono fare molte cose, tipo... Ho detto banalmente i furti in casa che là non si Ah, riuscirebbero ma quello mai è a fare. gattino? Sì, frate, quello è gattino. Ma l'hai visto? È entrato oggi, in realtà, sta vedendo un po' la città com'è. In realtà è entrato solo per fare il PG, perché lui la UL già ce l'aveva. Solo che non era mai entrato. Ah, perché ha la voce modificata? È perché qui devi avere la voce real, cioè nel senso, devi avere la voce da... non la voce bianca, capito? Credo per quel fatto là. Ora non lo so. In realtà l'ho incontrato per puro caso perché sono venuto proprio in questo negozio e l'ho Capito. beccato. Sì, fra. E niente, ci sta un bel po' di roba da fare. Poi le repi del cartello, però è troppo bello, cioè sono veramente bravi. Beccato delle gang lì giù nella parte sud della città e sono veramente... fanno un sacco di RP. Cheater non è mai capitato, devo essere sincero. Non voglio tirarmi le mani, le orecchie, ma è così. E niente. Vabbè, penso farò anche io salto su prime. Però sì, puoi venirci a trovare. Ho detto io sto qua, però non ho nulla, cioè... Ho lavorato un po' a spaccare le pietre qualche volta, ma niente di che. Nulla di così estremo. Perché qua per mezz'ora di spaccapietre ti danno 60.000. Vabbè, i cheater entrano di meno dato che è un server WL. Eh sì, certo. E È sta bello cosa prime? fa un sacco. Oh, Costix. Ti devo dire la verità, fra, sì, bello, interessante. Si possono fare un sacco di roba. I furti in casa sono le cose più belle secondo me perché è veramente bello. Diciamo reale, va. Quindi è molto interessante. Quanti player fa? È ambientato in Italia? Allora, non è ambientato in Italia, ma la mappa, diciamo, è quella stock di GTA, tranne per i locali, il governo che sta sulle montagne, quella roba là. I negozi sono tutti diversi, tipo i negozi di vestiti e di cibo, ovviamente. Quanti player fa? Fa quasi il doppio di PRP, a volte anche per 3 volte, scarso. Ora non posso andare a vedere perché ovviamente sto qua in città, però se tu hai la possibilità dacci un'occhiata. Cerca Prime RP e vedi quanti player ci stanno rispetto ai PRP. Ma Anche il pomeriggio? sì, anche pomeriggio. Allora, tieni in considerazione che per una corretta, diciamo una corretta attività illegale, loro permettono le azioni illegali dalle 2:30 fino alle 2:30 di notte. Quindi insomma, tutto questo periodo puoi fare azioni illegali, la mattina no, solo azioni legali. Cioè lavorare, fare quella roba là. Poi ci stanno È difficile sempre... la WL? No, onesto, se la fai di gruppo con qualcun altro te la possono anche far veloce, insomma. Io l'ho fatta con altri 2 miei amici, siamo entrati, è stata veramente facile. Mi ha fatto 2 domande. Cioè, mi hanno controllato il computer manualmente. In che senso di gruppo? Nel senso che tu fai la VL aprendo un ticket inserendo 3 nomi, 4 nomi, 5 quanti ne vuoi. E quindi tu in una VL, in una chat vocale, ci stai tu e altri 2 tuoi amici che rispondete.
A me mi hanno fatto due domande, una di power game, una di power play, c'è qualche regola in più in realtà. Ci sono un po' di regole in più rispetto al PRP, che però se rispettate non porta a nulla, non comporta, cioè anzi. Quindi nessuno, cioè, sto da prima qua con i ragazzi ma nessuno che viene a rompere il cazzo. Salve. Che facciamo? Andiamo da qualche parte? Ma stai in una Devi fazza. avvicinarci al garage, che mo ci riavvio, se no ci troviamo a piedi. Ah, Quello era pure Ci Spiro. mettiamo, sì, ci mettiamo vicino a qualche Oddio. garage. Ah, signori, me lo voleva dire, stava andando a che fare con uno Spiro. vado là di fronte, al Non l'hai garage di visto? fronte. Male male, Sì, dai. male male, male male. E non l'hai notato? No, non l'avevo notato, ho visto. Che combinato? Insomma, io si fatto... No, no, Allora, non ho fatto conta che nulla. qua ci sono anche gli sbirri corrotti, No, in questa E città qua si può puoi fare. È bello puoi stare in fare lo fazza. sbirro Beh, sì, corrotto. sì, una cosa. E lui che cosa? Spiro buono oppure Spiro corrotto? Non lo so. Aspetta che... Allora, oh, grazie mille per la rosa, grazie mille. Senti, stai in una fazza, sì, mi hanno inserito Ragazzi, io vi dentro, avviso, io non... Ragazzi, io vi ma avviso, io sono non ci un sono all'elicottero. po', sono un po', diciamo l'inattivo, va, perché ultimamente sto un po' a fare così così e loro invece sono molto più attivi, però onestamente mi ci hanno buttato dentro e preferisco sta cosa, anzi l'ho apprezzata. Sì, è bello stare in frazione, anzi, molto divertente. Poi c'è un sacco di gente, quindi tutto ben voluto. Tra poco aprono il Diamond, però è molto diverso, sarà veramente bello immagino, anche perché la struttura è veramente interessante. Domandona. In generale è meglio di PRP? Costix, se ti devo dire onestamente, sì, sì. Cioè, beh, con un tasto avrà ci metti così e parli. Comunque, sì. Non so se ti è capitato di fare qualche azione. Le macchine sono realistiche? Le macchine sono Ovvio realistiche. frate, non puoi comparare i PRP ad un server WPL. Giusto, però, sì. Le macchine sono realistiche. Fra nessuna macchina Scusa supera... per le domande. No, anzi, mi fa piacere che ci stai. Anzi, preferisco tu mi faccia domande così interagiamo un po'. Anche perché fra poco, fra 10 minuti scarsi ci stai da avvio. Senti, macchine realistiche, sì, nessuna macchina supera i 250, 260. Tutte le auto che tu puoi comprare qua in città arrivano a 200, circa 210. Le autobit arrivano a 260, 250, questo qua. E poi le autobit costano tipo, non lo so, 30 bit. Marchi di auto quali 35. sono? Allora, ci stanno tutte le auto di GTA 5. Bro, abbiamo aperto un server, ti va di venire? Ah, Gabriele, in realtà sono appena entrato qua, quindi ti direi di no. Marchi di auto quali sono? Tutte quelle di GTA, quindi sono quelle là. Più altre auto che sono molto simili a quelle vere, no? In realtà, alla realtà. Però non ho controllato bene se sono Le solo macchine bit. standard di GTA? Sì, tutte quante, ma tutte. Ora non c'è un concessionario qua, non ce la farei ad arrivare perché sta vicino l'aeroporto, altrimenti andremo a vedere le auto. Ci sono un sacco di auto. Però ho visto quella che guidavo era, non so se l'hai vista, era una Golf 6, Golf 6, no, Golf 8, quello là. Quindi cioè, ci stanno anche le auto normali, che non sono in realtà tutte quante importate. E poi... Quali sono le differenze maggiori tra prime e IPRP? Questo server è abbinato in Italia o America? Allora, è ambientato in America, infatti la polizia è americana, le auto ci sono quelle americane, tutto Chiocciola Costix meno cheater? Allora, Asterisco. sì, no, fra l'avevo capito. È ambientato in America, però bella. Queste sono le differenze tra Prime e quello. Allora, i cheater, sicuro, quota fissa, la cosa più importante, più
netta che c'è, in realtà io le ho detto anche a chi di dovere, c'è in caffetteria dai PRP. Però purtroppo il server VL è più accessibile, non VL, entra molto più Fidati è bello gente. soprattutto esteticamente e sono staff ti regalo un qualcosa vieni prova che ti costa. Gabriele, magari proverò, ma non lo so, onesto. Le differenze poi ci stanno. Allora, le azioni vengono secondo me decise molto meglio. Gli staffer sono più competenti perché di là non tutti gli staffer sanno fare dei staffer. E quindi gli angioletti molto spesso non fanno quello che devono fare. Molte cose funzionano, tipo banalmente i furti in casa. Ci sono molti lavori VL che tu puoi fare, scusami, senza insomma assunzione, che ti fa guadagnare un sacco. Vabbè, se vuoi ti do il mio Discord, mi dai l'amicizia e ti faccio provare. Ma magari non lo so, però. Come si chiama? E poi cos'altro? In realtà non costa nulla essere una fazione, o quasi nulla. Non devi spendere tanti soldi per avere macchine importate. Cioè non Quindi ti costano... te lo mando. Ah, mandamelo, sì. Mi trovi con lo stesso nome di come mi chiamo qua su TikTok. O Twitch, o insomma, dove volete. Che cos'altro ti devo dire? Bare... Ah, non costa 300 euro importare un'auto, costa 35-40 euro. Non c'è la questione dell'unban, perché avere l'unban significa avere la gente che continua a romperti il cazzo in continuazione. E poi ma quante emoji stanno? Guarda qua. Balli. Uno a caso. Oh, nascondino sotto. Sotto l'auto, fra questo qua ti nascondi sotto l'auto. No, allora no. Ah, volevo trovare... Allora, vediamo i preferiti se ci sta... Ah, qua. Ma ti devo dire, in realtà è ben gestito. Poi in sto server gioca anche Technoid. Ah, fra, Technoid, onesto. Non so come si scrive accento circonflesso. Ok, no, vabbè, forse in realtà neanche lo conosco, però ne ho sentito parlare. Però ultimamente il PRP da cheater è pieno. Cioè, nel senso entra... Sì, ho visto la denuncia che ha fatto Boni, nulla da dire, ovviamente, ci sta. Però, cioè, fino a una certa, insomma. Può servire in Italia una cosa del genere. Cioè, non c'è la cosa irreale delle auto, principalmente, anche. La denuncia è crazy. Ma sì, fra, tu l'hai fatto solo per diventare un attimo, secondo me, a parer mio. Ma non servirà a nulla. Appunto, cioè... Bro, io mo sto dal ciel, mandamela tu al volo, mi chiamo M1. Tyson 27. Ok. Che cosa sta qua? Prendi la stack. Oh. Non servirà a nulla perché in Italia già le denunce non servono a niente rispetto alle altre cose, figuriamoci per questa cosa qua. E un attimo, non ancora, fra? Un attimo. Allora. Come cazzo di chiami? Sta qua? Ah, M1. Termo. Oh, Gianni Spoo, mio fratello. Che fine hai fatto? Finito di lavorare in bara? Tyson. Ah, ti ho mandato la richiesta. Vabbè, fra, io vado, ci sentiamo. Vabbè, fra, sì. L'hai mandata, bro? Sì, te l'ho mandata. Ero nel server poco fa con Taci. Ah, con Taco, sì, è vero, Gianni, scusami.
Ho dimenticato in realtà, l'avevo dimenticato. Fra, ci becchiamo più tardi, non lo so, Ok, quando mo. vuoi. Io resto ancora un po', poi, anzi no, in realtà no, entro stasera tardi. L'accetto. Ok, ok, io... Fra poco ci sono. Gianni, io ho qualche minuto, poi stacco in realtà, vado a mangiare qualcosa fuori. Oh, grazie Gabriele, ho visto. E poi torno stasera, se tu ci stai, Gianni, Va bene, Fra. ci becchiamo. Sì, sì. Para. Oh, ragazzi, scusatemi se stavo lontano. No, figurati. Stavo rispondendo un attimo. Vabbè, A posto. ragazzoli, io... Oh, mi dai il tuo numero, Gatti, che se ti devo beccare? Prima Vai, basta. Ah, niente. Però non so di chi è il server, in realtà non lo conosco, ti ho detto, sono entrato poco fa, ma... cioè poco fa, una settimana, ma non mi sono informato tantissimo.